Ragazzi, buongiorno e benvenuti ad un nuovo video. Oggi siamo in Val Venegia e siamo venuti a vedere se si può fare qualcosa con gli sci, perché la neve scarseggia un po'. Allora ragazzi, siamo come vi ho detto in Val Venegia, stiamo salendo al rifugio Segantini. Il sentiero, anzi la strada, è ben battuta, si può salire a piedi con le ciaspole. Noi saliamo con gli sci perché avevamo tentato una deviazione ma non ci è andata bene perché c'è poca neve. E niente, dai, proseguiamo e vediamo se ce la facciamo perché la valle è molto lunga. Le spettacolari cime che abbiamo dietro sono il Cimon della Pala. Dietro giusto di me abbiamo Cima Vezzana e qui sulla destra abbiamo il Mulaz. Dietro alle mie spalle il rifugio Segantini, 2200 metri. Noi siamo partiti da Pian de Casoni, siamo passati per Malga Venegia, Malga Venegiotta e siamo saliti fino a qua, a 2002. Abbiamo fatto una piccola deviazione, dovevamo fare una cima, siamo saliti in mezzo al bosco verso Malga Venegia, però la neve non era bella, allora siamo tornati indietro e siamo saliti qua. È un itinerario, ragazzi, che è dato un po' a tutti perché la strada è ben battuta, molto larga, si può salire con le ciaspole, se la neve cambia diventa più dura con i ramponcini. Noi siamo saliti con gli sci, quindi la discesa adesso ci è più facile. Io vado perché chi si ferma è perduto qua, ciao!